Il noir è un genere che no, difficilmente ti intrappola perché è talmente vasto, talmente aperto a ogni tipo di interpretazione che alla fine poi qualsiasi storia uno la può far diventare noir perché è poi una questione di atmosfere, di sensazioni. Quando ho cominciato a scrivere il primo romanzo ero convinto che avrei fatto svolgere la storia a Torino, poi in realtà mentre veniva fuori la trama ho avuto bisogno di una politica a livello nazionale, una politica di governo, perché altrimenti non avrei potuto giustificare quello che poi succede nel romanzo. E quindi a quel punto io potevo scegliere tra Roma o Parigi. Roma la conosco molto poco, Parigi la conosco benissimo perché ci vado da quando ero bambino e quindi alla fine ho deciso di fare Parigi. Poi da lì sono venuti fuori poliziotti di origine italiana e tutto il resto. Io sono un grafico editoriale diciamo di vero lavoro. I fumetti li ho fatti tanti anni fa, li ho fatti dai 14 ai 20 anni, insomma, poi ho smesso e ho cominciato la carriera di grafico. In realtà a un festival ho conosciuto questi personaggi che scrivono trame per fumetti, i quali mi hanno chiesto, avevano letto i miei romanzi, gli erano piaciuti, mi hanno chiesto se mi sarebbe interessato fare delle storie a fumetti tratte dai miei romanzi. E ci stiamo lavorando e la cosa che a noi piacerebbe fare è tirare fuori tutte quelle storie collaterali di cui si accenna solamente nei romanzi, tipo in 3 righe, e da quelle cose lì tirare fuori la storia che racconta quel momento del romanzo. Il noir può rappresentare una reazione a un tipo di cronaca nera un po' troppo presente, un po' troppo mediatica nelle nostre vite. In realtà io non mi ci ispiro molto, non mi piace, non è che non mi interessa tanto la cronaca. Mi piace di più inventare delle storie mie nelle quali poi le cose che io penso, le cose che io, la mia ideologia e le mie sensazioni vengono poi fuori, però diciamo che non sono mai partito da un fatto di cronaca, io parto molto spesso da una cosa che ho visto, da una cosa che mi ha colpito e su quella cosa lì costruisco tutto il romanzo. La cronaca la si vede nei miei romanzi attraverso i giornali che leggono i miei protagonisti o la televisione che guardano o altre cose che avvengono attorno a loro, ma non è mai un punto di partenza. Borlasco Legge mi è piaciuto molto, mi è piaciuto moltissimo essere qui, mi è piaciuto il posto fantastico nel quale si svolge. Mi ha portato qui l'amicizia con Marco Balestracci che mi ha chiesto di partecipare, cosa che io ho fatto molto volentieri. Nel nord-est sono venuto molto spesso, quindi a Castelfranco ero già venuto anni fa tornare è stato un vero piacere perché è una città bellissima e ha dei bei ricordi per me, quindi tutto insieme è stato un grosso piacere.